Buongiorno, Lorenzo. Allora, anch'io banalmente farò la mia analisi di questo momento storico importante. Prima cosa, la satira prende per il culo i vivi, non i morti. E quindi sì, le battute sono legittime, poi c'è chi le fa bene, male, io malissimo per carità, però i vivi, questo è il senso della satira. Un morto non ti dà soddisfazione, non ride, è morto. Altra cosa, è tutto chiuso, stanno chiudendo tutto, no? Noi qui a Quarto non è cambiato un cazzo, perché voglio dire, chiudono i teatri, qui non c'è una minchia. L'unica cosa culturale che fanno a Quarto d'Altino è andare accanto alla casa di riposo Anni Azzurri, c'è un bordello legalizzato pieno di trans, puttanoni eccetera, e ci vanno tutti i trevisani, mestrini, non è un segreto, lo sanno tutti. E quella è una cosa culturale che ancora non è stata chiusa, perché insomma, voglio dire, il buon cattolico dovrà anche scopare da qualche parte, ma trevisano però. Quelli di Quarto d'Altino vanno a Padova a farsi fare i bocchini col culo. Quindi non c'è differenza, perché da noi non c'è un teatro, non c'è, sì, c'è una biblioteca gestita da due eroi, però a parte quello non c'è una minchia, se non bruciano la vecchia una volta all'anno, fanno il carnevale una volta all'anno. Qui la cultura è gestita dalla Proloco, fantastico, rassegne teatrali, cabarettistiche, musicali, ne vedo ben poche. Ma quindi noi non ci stiamo rendendo conto di quello che sta succedendo in gran parte d'Italia, nel senso che qui stranamente il supermercato Conad è pieno di un sacco di roba schifosa da mangiare. Ecco, l'unica cosa che hanno finito alla Conad, a parte la mucchina, sono i tamponi per la patata. Ma attenzione, perché io dovevo andare stamattina, sono andato a Inuvenia viola di un certo tipo, con Alete, non mi ricordo, e quelli sono finiti, e il che ha creato a casa mia, che sono pieno di donne, creato del malumore, come se fosse colpa mia. E quindi in questo momento di pestilenza eccetera, i beni tipo acqua, ammucchina, disinfettanti, carta igienica e tamponi per la figa sono finiti, quindi non so come mai. O forse aumentano le mestruazioni in questo momento, la paura, non lo so. Poi l'isteria collettiva, gli uomini, mariti soprattutto, e padri di figlie e mariti di mogli, l'isteria collettiva non gli fa una sega, nel senso che tu stai con due donne con le mestruazioni nello stesso momento e capirai che sei avvezzo a peggio, quindi sto coronavirus non crea in me e in molti uomini così panico. Tu vivi con una donna mestruata e poi ne parliamo, ma va bene, è la vita. Cos'altro dirvi? Che ho insegnato a dire a 4-5 miei amici cinesi Tasbolo, per tutta la rabbia che gli viene rigettata contro. Un cane in arrivo, quindi devo interrompere perché il mio cane è isterico, e tra l'altro anche lei cagna, e donna, sono circondato da donne isteriche, no, io adoro le mie donne. Va bene, andate a fare gli spettacoli, andiamo a fare gli spettacoli, cultura, quello che è. Eccoci ai supermercati.